Un benvenuto allo studio del venerdì. Nella circostanza vogliamo completare la nostra riflessione sul tema della sessualità in una prospettiva biblica. Il testo d'indagine è quello di Proverbi 5, caratterizzato da ammonimenti contro una sessualità folle, possiamo dire, per favorire una che invece soddisfa. L'obiettivo dell'autore è arrivare proprio a lasciar vedere e godere una relazione stabile, feconda, che possa essere durevole, piacevole, tale da alimentare nel tempo e negli anni uno sviluppo che continui a produrre piacere, appagamento, forse anche sorpresi di quel nuovo che in una relazione è necessaria che ci sia, che emerge come se fosse una sorgente che possa far scaturire dell'acqua nuova. Ora la domanda è questa: è utopia o è realtà? Dipenderà dall'impegno dell'uno verso l'altro. Proverbi capitolo 5, versetto 18: sia benedetta la tua fonte e trova gioia nella sposa della tua gioventù. Cerva d'amore, capriola di grazia, le sue carezze ti inebrino in ogni tempo e sii sempre rapito nell'affetto suo. In ogni tempo si conservino atteggiamenti, sguardi, gesti che confermano una relazione che continua a crescere, ci si impegna per favorirla, rapiti nel suo affetto. Sii sempre rapito nell'affetto è quella condizione che ci permette di nutrire e alimentare valore in noi stessi. Sono oggetto del suo amore. Quante volte l'abbiamo pensato quando abbiamo ricevuto un apprezzamento, delle sue considerazioni, delle sue attenzioni. Sono importante per lei, sono importante per lui. Non è solo la Bibbia che ha qualcosa da dire su una sessualità appagante, ma anche la psicologia. C'è questo trafiletto che ho trovato. La sessualità, è scritto così, senza amore e senza erotismo ha il fiato corto. Quando invece l'amore e l'erotismo fecondano il sesso, che non ha nulla a che fare con la pornografia, non ci sarà mai un gesto che scada nell'oscenità o nella violenza e nei migliori casi solo per un semplice appagamento personale. Il sesso, quindi, si feconda come risultato di altro, conseguente all'amore e all'erotismo, potendo aggiungere conseguente ad un progetto di vita, ad un impegno dell'uno verso l'altro, infine il risultato di un atto pubblico nel quale si ratifica un percorso di vita da fare insieme, potendo rievocare l'istituzione del matrimonio. Sarà la figura di un padre a dare suggerimenti al proprio figlio o figliuola. Se ne parla in casa, ne parliamo in chiesa, all'interno della famiglia spirituale, con l'ambizione di esprimere un pensiero anche a coloro che ci seguono sui nostri canali di YouTube. Infatti è scritto i primi 2 versetti di Proverbi 5: figlio mio, stai attento alla mia saggezza, inclina l'orecchio alla mia intelligenza, affinché tu conservi l'accorgimento e le tue labbra custodiscano la scienza. Abbiamo anche definito un titolo che possa offrirci un perimetro di indagine, come se volessimo stabilire dei limiti alla nostra riflessione. E il titolo è una domanda: il sesso che scalda o il sesso che brucia? Ovvero, vogliamo ricercare una sessualità che scalda oppure che brucia, che rovina noi stessi e anche gli altri? Il sesso non è una ricerca di appagamento personale, quanto il dono di sé all'altro e viceversa. La lettura di questa sera riguarda il capitolo 5 di Proverbi, che vogliamo rileggere insieme,
concentrandoci poi nella seconda parte, quella che andrà dal versetto 15 fino a fine capitolo. Rileggiamo insieme l'intero capitolo di Proverbi, capitolo 5. Figlio mio, stai attento alla mia saggezza, inclina l'orecchio alla mia intelligenza, affinché tu conservi l'accorgimento e le tue labbra custodiscano la scienza. Infatti le labbra dell'adultera stillano miele, la sua bocca è più morbida dell'olio, ma la fine a cui conduce è amara come il veleno, è affilata come una spada a doppio taglio. I suoi piedi scendono alla morte, i suoi passi portano al soggiorno dei defunti. Lungi dal prendere il sentiero della vita, le sue vie sono sbagliate e non sa dove va. Ora dunque, figliuoli, ascoltatemi e non vi allontanate dalle parole della mia bocca. Tieni lontana da lei la tua via e non ti accostare alla porta della sua casa, per non dare ad altri il fiore della tua gioventù e i tuoi anni al tiranno crudele, perché degli stranieri non siano saziati dei tuoi beni e le tue fatiche non vadano in casa d'altri, perché tu non abbia a gemere quando verrà la tua fine, quando la tua carne e il tuo corpo saranno consumati, e tu non dica: come ho fatto a odiare la correzione, come ho potuto il mio cuore disprezzare la riprensione, come ho fatto a non ascoltare la voce di chi mi insegnava e a non porgere l'orecchio a chi mi istruiva. Poco mancò che non mi trovassi immerso in ogni male in mezzo all'assemblea e alla comunità. Bevi l'acqua della tua cisterna, l'acqua viva del tuo pozzo. Le tue fonti devono forse spargersi al di fuori? I tuoi ruscelli devono forse scorrere per le strade? Siano per te solo e non per gli stranieri con te. Sia benedetta la tua fonte e vivi lieto con la sposa della tua gioventù. Cerva d'amore, capriola di grazia, le sue carezze ti inebriano in ogni tempo e sii sempre rapito nell'affetto suo. Perché, figlio mio, ti innamoreresti di un'estranea e abbracceresti il seno della donna altrui? Infatti le vie dell'uomo stanno davanti agli occhi del Signore, egli osserva tutti i suoi sentieri. L'empio sarà preso nelle proprie iniquità, tenuto stretto dalle funi del suo peccato, egli morirà per mancanza di correzione, andrà vacillando per la grandezza della sua follia. Preghiamo. Signore, questa sera ci inchiniamo davanti a Te e ci predisponiamo all'ascolto della Tua parola, questa parola che sempre monitora le nostre vite, offre dei codici che ci consentono di camminare con Te nelle Tue vie, nei Tuoi insegnamenti. È una parola che sa mettere anche dei cartelli indicatori per porre dei limiti, affinché possiamo camminare, possiamo proprio camminare su una strada, Signore, con tante indicazioni che ci consentono di arrivare a destinazione. Vogliamo predisporci questa sera all'ascolto di questa parola. Vogliamo chiedere al Tuo Spirito di essere colui che suggerisce, sonda, indaga le profondità più nascoste anche del nostro cuore, della nostra anima, affinché possiamo essere resi liberi nelle Tue vie. Grazie per questo incontro, per la partecipazione, per chi ci ascolta da lontano. Vogliamo benedire il Tuo nome insieme, come comunità, come Chiesa, come popolo, nel nome di Gesù. Amen. L'intero capitolo può essere suddiviso in 4 sezioni. Le prime 2 le abbiamo viste la volta scorsa. Parlare di sesso si può, siamo autorizzati a parlare di sesso. Definire il sesso si deve, cercando anche di parlare delle sue derive, di come ci siano state delle derive. Terzo e quarto punto sono i punti di questa sera. Ridefinire il sesso, onore a Dio. Quarto aspetto, scelte
da compiere. Ma facendo un piccolo ripasso possiamo dire che parlare di sesso si può, è quella decisione di un padre di incontrare nello sguardo e nel dialogo il proprio figlio e la propria figlia. Vorrei parlarti, vorrei dirti qualcosa su questo argomento specifico. Perché è necessario parlare agli adolescenti del sesso? Perché l'età della transizione, da quella infantile a quella adulta, dalla pubertà all'adolescenza. E una dottoressa specializzata in questo settore specifico afferma che alla fine della pubertà, 10-11 anni, è come trovarsi seduti sul sedile di una Ferrari e poterla guidare. Le chiavi sono inserite nel quadro, carburante nel serbatoio, si è liberi di guidarla, ma si è in possesso di una sola ora di lezione per guidarla. È come andare un'ora sola alla scuola guida. E vi posso garantire che una Ferrari non si può guidare con un'ora di lezione. Forse si riuscirà solo a tenerla dritta su una corsia. Il ricorso al sesso in età adolescenziale è quello sforzo del soggetto di affermare la propria identità. Quindi si ricorre al sesso nell'età adolescente per sapere chi sono. Non si ha proprio in quest'età una chiara percezione del rischio, perché, affermano le persone competenti, i processi cognitivi non sono ancora maturi. Ancora una volta sono i professionisti che ci offrono indicazioni sull'argomento. Lo sviluppo del corpo precede lo sviluppo di tutto il resto. Quindi se sto corpo va in avanti e tutto il resto non lo segue, c'è un problema. In primo luogo, i ragazzi e le ragazze devono consolidare una personalità indipendente e assumersi delle responsabilità nella vita. Ciò significa imparare a resistere davanti alle tensioni, valutare e affrontare le conseguenze dei propri comportamenti. Quindi prenditi del tempo prima di avere un rapporto vincolante con un ragazzo o con una ragazza. Durante la pubertà ti poni domande sul senso della vita, ti distacchi gradualmente dai genitori e ti chiedi spesso chi sei e che cosa vuoi. I tuoi amici diventano più importanti e scegli la via per il tuo futuro. Se in questo contesto ti attieni a determinate regole, per esempio a quelle che vengono descritte nella Bibbia, potrai mantenere una direzione che conduce a un futuro ricco di prospettive, nonostante le sbandate occasionali. Dio desidera che tu viva con uno spirito e un'anima sani, che ti costruisca relazioni solide e che volendo tu possa crearti una famiglia. Per raggiungere questi obiettivi ci sono dei consigli che Egli ti dà nella sua parola, la Bibbia. Cerca delle persone che possono accompagnarti in questo processo ed essere degli esempi per te, persone che sanno gestire bene la propria vita. Dottoressa Bea Canevascini. L'approccio del padre con l'accezione figlio mio gli consente di entrare in questa bufera, in questa turbolenza ormonale, che è anche in una necessaria ricerca di identità. Chi sono? E il sesso sarà lo strumento per affermarsi come soggetto. Ma la sessualità ha bisogno di integrare l'affettività, le emozioni, le relazioni e, come abbiamo visto questa sera, anche la responsabilità. Queste ultime hanno bisogno di più tempo per essere acquisite, maturate. E le chat o i contenuti che spesso si trovano nella rete prediligono la pornografia. Cos'è la pornografia? Ne abbiamo parlato la volta scorsa, lo accenno solo. In poche parole, è la pratica sessuale focalizzata solo all'uso degli organi genitali, senza, ripeto, senza tener conto di altri bisogni emotivi e affettivi che non possono prescindere dall'atto esclusivamente sessuale. L'uso della pornografia lascia sempre un gusto amaro. Quindi parlare di sesso si può, definire il sesso si deve.
cercando anche di parlare di quello che lo porta fuori binario. Nella circostanza si stabiliscono gli argomenti da trattare. Desidero parlarti di questo, in particolare di ciò che potresti perdere, di ciò che ti potrebbe anche danneggiare. Versetto 8, tieni lontana da lei la tua via e non ti accostare alla porta della sua casa, perché per non dare ad altri il fiore della tua gioventù e i tuoi anni al tiranno crudele. Chi è questa donna? Ha una casa, un domicilio, sembra essere pronta a derubare le proprie vittime. Deruba la gioventù. Il testo ci dice il fiore della gioventù, la parte più bella della nostra vita. Oggi questa donna, chiamiamola così per il momento, invece viene a cercarti, viene a farsi vedere, si scopre, lascia conoscere la sua seduzione attraverso la tecnologia, che pur buona se ne facciamo un buon uso. Tieni lontana da lei la tua via. Tutto ciò che ci attrae a volte è anche ciò che dobbiamo evitare. Ci sono delle scelte che ci lasciano andare verso il futuro, potendo sperimentare un certo appagamento, altre invece che ci frenano, che ci tolgono la vita. Il testo dice la linfa, e che ci lasciano nel buio più totale. Altra considerazione è che prima o poi dobbiamo fare i conti con le nostre scelte. Più andiamo avanti con gli anni, più siamo portati a fare bilanci per poterci dire cosa ho realizzato in tutti questi anni. E infatti, versetto 12, se andiamo a leggere insieme, e tu non dica, vedete, qui c'è un dialogo interiore, e tu non dica a te stesso, prima di tutto, come ho fatto a odiare la correzione e come ha potuto il mio cuore disprezzare la riprensione? Si verificano le modalità di come abbiamo utilizzato le indicazioni ricevute. Una sfida per noi padri ad imitare il modo di comunicare del Padre Celeste. Chi non ho ascoltato in tutti questi anni? Ora, se noi abbiamo immaginato questo dialogo seduti ad un tavolo, bisogna decidere se da questo tavolo ci siamo alzati o siamo rimasti seduti. E qui abbiamo concluso la prima parte dell'altra sezione, della prima sezione di questo studio. Abbiamo concluso con questa è una finestra di speranza. È scritta al versetto 14. Poco mancò che non mi trovassi immerso in ogni male, in mezzo all'assemblea e alla comunità. Poco mancò. È un messaggio di speranza che segna un limite e il privilegio di non averlo superato. Capita, è capitato. Per poco, quante volte l'abbiamo detto, per poco non mi è successo questo. È vero, può essere un incidente o una situazione imprevista, ma a volte è anche dovuta a delle scelte che abbiamo iniziato a compiere che non andavano bene, ma qualcosa ci ha fermati. Poco mancò. La fede o la ragione sono ancora lì che possono offrire coordinate per rientrare nel buon senso delle cose. Ecco che le parole del Padre Celeste, come anche quelle di un padre e di una madre naturale, portano la saggezza e l'intelligenza nell'istruire coloro che amano, che apprezzano e che non vogliono siano svergognati nell'ambito pubblico o nella comunità in generale. Poco mancò. Abbiamo individuato in questa frase così corta le coordinate, la sintesi di un dialogo interiore che ha portato conseguenze positive anche al figlio il prodigo, che è scritto nel Vangelo di Luca, rientrato in sé. Quindi ha attivato un dialogo interiore, ha riflettuto, è tornato non solo alla casa di suo padre, ma anche nell'abbraccio di suo padre. Ora entriamo nella seconda sezione, che è quella di questa sera. Rileggiamo insieme versetti 15 fino a conclusione del capitolo. Bevi l'acqua della tua cisterna.
l'acqua viva del tuo pozzo. Le tue fonti devono forse spargersi al di fuori, i tuoi ruscelli devono forse scorrere per le strade, siano per te solo e non per gli stranieri con te. Sia benedetta la tua fonte e trova gioia nella sposa della tua gioventù, cerva d'amore, capriola di grazia. Le sue carezze ti inebrino in ogni tempo e sii sempre rapito nell'affetto suo. Perché, figlio mio, ti innamoreresti di un'estranea e abbracceresti il seno della donna altrui? Infatti le vie dell'uomo stanno davanti agli occhi del Signore. Egli osserva tutti i suoi sentieri. L'empio sarà preso nelle proprie iniquità, tenuto stretto dalle funi del suo peccato. Egli morirà per mancanza di correzione, andrà vacillando per la grandezza della sua follia. Bevi l'acqua. Quando hai sete, cioè, come dice qualcuno qui, ci attacchiamo alla bottiglia, vero? Bevi l'acqua della tua cisterna, l'acqua viva del tuo pozzo. Nel libro del Cantico dei Cantici, uno dei libri sapienziali, il mangiare cibi succulenti e il bere acqua indicano il piacere sessuale. Quindi questo bevi acqua va oltre il bere l'acqua. È quella sessualità che scalda, è quella sessualità costituita all'interno di un progetto coniugale. La sessualità e i suoi piaceri sono circoscritti come lo è il fuoco all'interno di una struttura idonea, come lo è la stufa, un caminetto, affinché quel fuoco possa scaldare e non devastare la casa. È così appagante questo legame, autorizzato da Dio stesso, che sa essere come una cisterna, dirà l'autore, che trattiene l'acqua utile a chi ha sete, come un ruscello che disseta. Abbiamo dei bisogni e l'attività sessuale rientra tra questi. È una metafora del piacere, perché solo quando si ha sete si apprezza non solo l'acqua, ma anche le caratteristiche di quell'acqua. La sessualità si innesca come risultato di un progetto e non come la porta principale. Ecco qual è il rischio che stiamo correndo in questa generazione, in questa era contemporanea. Non è la porta principale per iniziare una relazione o solo per sapere chi siamo. È il risultato di un progetto. Prima Corinzi 7, la moglie non ha potere sul proprio corpo, ma il marito. E nello stesso modo il marito non ha potere sul proprio corpo, ma la moglie. Ecco che le parole di un padre, figlio mio, offrono direzione. Sanno offrire coordinate perché i desideri dei loro figli siano pienamente appagati. Bevi l'acqua. Quindi fai sesso, ma solo attingi quell'acqua dalla tua cisterna. Fai il sesso con tua moglie, così come dice anche Paolo ai Corinzi. Significa che ci deve essere un impegno dell'uno e dell'altro a cercare anche momenti e a renderli gratificanti. Versetto 16, le tue fonti devono forse spargersi al di fuori, i tuoi ruscelli devono forse scorrere per le strade. In altre parole, trattini questa possibilità sessuale nell'ambito di una relazione con la donna o con l'uomo della tua vita. E se sono un adolescente? E se non sono all'interno di una relazione coniugale? Cosa posso fare? Come mi posso preparare a quell'evento solenne? Sono forse innamorato o innamorata? Sono in grado di distinguere, per esempio, l'innamoramento dall'amore per quella persona? L'innamoramento è romantico, è eccitante, ci rende felici, ma a volte ci paralizza il nostro futuro.
perché non ci rende liberi di guardare con chiarezza la realtà delle cose. L'innamoramento può e deve esserci, ma deve essere completato dall'amore. Imparare a distinguere, per esempio, in una fase adolescenziale, senza che l'uno escluda l'altro. Alcune distinzioni per ridefinire il sesso che onora Dio tra innamoramento e amore. Innamoramento significa attrazione e simpatia. Amore significa accettazione e perdono. Innamoramento è desiderio che deriva dall'eccitamento. Amore è il rispetto della persona. L'innamoramento porta talvolta al matrimonio. L'amore sostiene il matrimonio e viene sostenuto dal matrimonio. L'innamoramento si basa sul sentimento. L'amore si basa sulla volontà. L'innamoramento è imprevedibile, è incostante. L'amore è affidabile, è perseverante. L'innamoramento vuole essere felice tramite l'altro. L'amore vuole rendere l'altro felice. L'innamoramento chiede cosa è buono per me. L'amore chiede cosa è buono per lui. L'innamoramento reagisce. L'amore agisce. Abbiamo bisogno di un padre che possa dire figlio mio. Sia un padre e una madre terrestre, e soprattutto abbiamo bisogno di un padre celeste, perché l'amore viene da Dio. Quindi se questa sera si può fare distinzione, è perché Dio sia presente nelle nostre vite. Solo Lui può insegnarci a spostare il baricentro al posto giusto tra i nostri bisogni e quelli dell'altro. Ecco che Salomone, rileggendo i versetti 18 e 19, può dire: sia benedetta la tua fonte e trova gioia nella sposa della tua gioventù, cerva d'amore, capriola di grazia. Le sue carezze ti inebrino in ogni tempo e sii sempre rapito nell'affetto suo. Bisogna riscrivere il sesso nel modo in cui Dio lo ha creato, quel tipo di sesso che onora anche Dio. La quarta e ultima sezione è il tempo delle scelte. Versetti da 20 fino alla fine. Perché, figlio mio, ti innamoreresti di un'estranea e abbracceresti il seno della donna altrui? Infatti le vie dell'uomo stanno davanti agli occhi del Signore. Egli osserva tutti i suoi sentieri. L'empio sarà preso nelle proprie iniquità, tenuto stretto dalle funi del suo peccato. Egli morirà per mancanza di correzione, andrà vacillando per la grandezza della sua follia. È una lezione che si conclude, poi vedremo con quali personaggi. Sarà quella di un padre che riconduce la sua lezione a Dio stesso, che ha davanti a sé la vita di ciascuno di noi e osserva le nostre scelte. Versetto 21, infatti le vie dell'uomo stanno davanti al Signore, egli osserva tutti i suoi sentieri. A volte si vede Dio come qualcuno che invia fulmini dal cielo. A causa di quel peccato, di quella trasgressione, di quella scelta sbagliata, piuttosto valutare che quella scelta che abbiamo intrapreso ci incatena e ci imprigiona. Dio vede ciò che gli altri non vedono e che facilmente possiamo e sappiamo tener nascosto. Il padre che parla al proprio figlio riconduce quella chiacchierata all'onniscienza di Dio non tanto come forma di minaccia, quanto nell'incoraggiare a prendere coscienza di ciò che abilmente avrebbe potuto nascondere. Adamo, dove sei?
piuttosto ricercare, individuale, per risolvere il problema. Ecco perché abbiamo bisogno che le sue vie, che le vie dell'uomo stiano davanti al Signore. Perché è Dio che viene incontro a noi, dove sei? Per tirar fuori il nostro problema, per nominarlo il nostro problema, per poi farcelo risolvere. In un certo senso possiamo cancellare la cronologia di ciò che vediamo e ascoltiamo, ma sappi, dirà questo Padre, parlando a ciascuno di noi, che le vie dell'uomo stanno davanti al Signore. È quel Padre che, rivolgendosi ai propri figli, lascia vedere a loro sia le opportunità che il sesso concede e sia i rischi, i danni che procura. In questa parte finale ci sono due soggetti, due individui. Il primo è nominato figlio mio. Il secondo è l'empio. Chi vorresti essere? Quello che dovrebbe essere più libero. Infatti, l'empio è colui che afferma che Dio non esiste e che non c'è. Anzi, afferma che Dio è una costruzione dell'uomo, è l'uomo che ha bisogno di questa idea della divinità per stare meglio con se stesso. Proprio questo individuo è tenuto stretto dalle funi del suo peccato, dice. Quindi colui che si ritiene libero, in realtà, è stretto dalle funi del suo peccato. La libertà che spesso si illude di possedere, in realtà lo lega, lo isola e soprattutto impedisce di cambiare. Guardando invece l'altro personaggio, denominato figlio mio, allora lo troviamo circondato dall'affetto di un padre e di una madre che possano dargli suggerimenti, indicazioni, direttive, qualificate e qualificanti, possiamo dire. Il figlio mio è quella persona che è in grado di farsi aiutare qualora abbia una qualsiasi difficoltà. Ricorderemo quella frase poco mancò. Poco mancò che avvenisse qualcosa di grave. È proprio questa l'azione del Padre, quando lo chiama figlio mio. Il figlio mio si gioca la carta della richiesta di aiuto e in quella circostanza un genitore spirituale o naturale deve avere la capacità e gli strumenti per rispondere a quella richiesta. Questo testo ci sta dicendo in altre parole e in poche parole: non voglio che rimani lì. Non voglio che rimani in quella situazione. Alcune situazioni che stiamo vivendo, che possono farci del male, nuocerci, le possiamo trasformare in una gloriosa opportunità in Gesù. Ecco la parola che fa la differenza. La ricorderete la città di Corinto, ai tempi di Paolo Apostolo. La ricordiamo Corinto com'era? Era una delle città dell'impero romano che vantava una cultura sessuale promiscua. Ecco cos'era Corinto. Si potrebbe dire la capitale del sesso del suo tempo. C'era di tutto. Quello che volevi sperimentare dal punto di vista della sessualità, della depravazione e quant'altro, lo trovavi a Corinto. Paolo scrisse una lettera ai credenti di quella città richiamandoli a non farsi fagocitare da quello stile di vita e lasciando loro lo spazio, vedete, la possibilità di rimettersi in carreggiata. Ecco perché abbiamo bisogno di un padre, di una madre, di un padre celeste. Prima Corinzi 6, 9, 11. Non vi illudete. Né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. Quante azioni di Dio che pongono i propri figli in sicurezza. Ce ne sono 3 di azioni di Dio. Siete stati lavati, siete stati
santificati, è scritto qui, siete stati giustificati, lavati, santificati, giustificati. Siamo lavati dal Vangelo, siamo santificati dal Vangelo, siamo giustificati dal Vangelo, che è la buona notizia di Gesù. Egli offre perdono, purificazione, riconciliazione. Alla croce ci sono gli atti di Dio che ci consentono di essere chiamati figli e resi liberi anche dalla schiavitù di una sessualità disfunzionale e che ha bisogno di essere veicolata nel modo che faccia del bene alle nostre vite piuttosto che le danneggi. Sulla bilancia può esserci speranza e libertà, perdono, questo è ciò che offre il Vangelo, oppure schiavitù, separazione e in alcune circostanze ci si distrugge da soli. Parlare di sesso si può, definire il sesso si deve, secondo aspetto, ridefinire il sesso onora a Dio, scelte da compiere. Vorrei leggere in conclusione qualche altra considerazione. La sessualità è una parte della tua personalità. Essa è inscindibile dal tuo essere. Ti appartiene, è parte di te. La tua sessualità non può diventare qualcosa di impersonale, da acquistare, da commercializzare, da scambiare liberamente. Quando questo accade, in realtà tu vieni disprezzato, abusato. Nel rapporto sessuale non dai solo qualcosa di te, ma tutto te stesso. La tua esistenza, il tuo essere, i tuoi sentimenti, come uomo o come donna, con corpo, anima e spirito. Che il Signore ci benedica.